Il Veneto della piccola e media impresa, del lavoro e ancora lavoro, è la seconda regione d'Italia per numero di lettori di libri dietro al Trentino Alto Adige e in questa regione il premio Campiello è arrivato alla 51esima edizione, un premio istituito dall'Associazione Industriali che ancora oggi guida l'iniziativa. La giuria di letterati, tra le 200 opere segnalate, nell'aula magna del Palazzo del Vo, l'Università di Padova, ha scelto i 5 libri finalisti. Ora, a una giuria di 300 lettori, il compito di proclamare il vincitore il 7 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. Non si fa solo impresa da queste parti, o che si fa impresa ma la si fa in modo aperto, con una grande visione del futuro. Noi siamo convinti che la rinascita di questo paese parta anche dalla cultura. Abbiamo un tesoro enorme, abbiamo la possibilità di trasmettere nei nostri prodotti, in quello che fanno le nostre aziende, tutta la cultura che abbiamo dentro e di cui siamo permeati. Si sapeva che sarebbe arrivato ad una selezione un pochino più complicata del solito. Sono particolarmente felice per due giovani scrittori che sono entrati in cinquina, che sono Giovanni Cocco e Fabio Stassi, che addirittura ha preso più voti di tutti. L'ultimo ballo di Charlot di Fabio Stassi è con 8 voti il primo libro della cinquina, gli altri 4 sono La caduta di Giovanni Cocco, Geologia di un padre di Valerio Magrelli, Tentativi di botanica degli affetti di Beatrice Masini e L'amore graffia al mondo di Ugo Riccarelli. Un giusto mix tra autori giovani e veterani, un segnale di rinnovamento che arriva proprio dalla giuria. Dal presidente degli industriali del Veneto anche un messaggio al governo sul tema della cultura. Ci aspettiamo soprattutto che qualcuno non dica quello che è stato detto in passato, che di cultura non si mangia. Io dico che con la cultura si nutre soprattutto l'anima e si fa crescere le persone, e credo che la cultura, a parte che è un asset estremamente importante, perché l'indotto della cultura, la cultura col suo indotto nell'insieme rappresenta quasi un 15% del PIL italiano, con ben un 20% di impiegati. Quindi parliamo di cultura in senso stretto e parliamo di cultura anche in senso lato, per quello che può rappresentare economicamente. Con la furbizia non si va da nessuna parte, che per andare da qualche parte ci vuole merito. Bisogna saper fare, ma non basta il merito, non basta saper fare le cose, bisogna fare anche cose coraggiose. E poi ci vuole creatività, qualcosa di nuovo, abbiamo un enorme bisogno di novità e questo credo che il Campiello nel suo piccolo dà piccolo segno.